Arzignano, stop agli allagamenti. Siamo in via Padre Giuliani all'incrocio con via Carducci e qui le acque in eccesso con un impianto all'avanguardia verranno smaltite. Al via i lavori di acque del Chiampo con cui verrà rifatta anche la rete fognaria nera tra via Carducci e via Petrarca. Un cantiere importante per il futuro della città e che terminerà le operazioni entro la fine di agosto. Nel frattempo agli automobilisti viene chiesta pazienza per le inevitabili limitazioni al traffico. Secondo il cronoprogramma di Acque del Chiampo i lavori termineranno nel mese di agosto. L'amministrazione comunale con la polizia locale ha condiviso una viabilità alternativa, in particolare su via Rio Torto e su via Zanella, insieme con via Bellini con il doppio senso di marcia, questo per garantire anche l'accesso da parte dei residenti. I lavori sono stati organizzati in questo periodo estivo proprio per evitare anche il traffico scolastico, visto che le scuole sono chiuse. Ci scusiamo per eventuali disagi da parte della popolazione, in particolar modo dei residenti, che capiamo, siamo a disposizione per qualsiasi informazione, e quello però che raccomando a tutti gli automobilisti è di fare attenzione e di andare piano.